mi premeva mettere nel video anche questo documento perché sempre a proposito della necropoli di Sas Concas. Eccolo qua, questo è il cavalcavia. Amici dei Custodi della Memoria, amici della Sardegna, sto inquadrando la 131 DCN all'altezza del bivio per Macomer e Unify. Allora ragazzi, quando voi siete in questa zona e vi salta all'occhio praticamente un qualcosa che ha a che fare con l'Eneolitico della Sardegna, praticamente dovete sapere che siete al cospetto della necropoli di Sas Concas, e allora dedicate un po' di tempo alla visita di questa necropoli perché ne vale proprio la pena. Ne vale proprio la pena perché è una necropoli di circa 20 domus de Janas scavate praticamente a mano, insomma pietra su pietra, in un banco, in un costone trachitico. Le domus de Janas sono praticamente così, nel senso che si inizia con questa dimensione, ma poi vedrete bene che ce ne saranno anche di più grandi, di più importanti, il tutto inserito in un contesto ambientale, come dico sempre, un qualcosa davvero davvero bello, davvero meraviglioso, qualcosa che ti riappacifica l'anima. E allora dicevo, se venite qui potrete ammirare per esempio domus de Janas in questo contesto, in questo caso praticamente crollate, ok, qua l'acqua piovana insomma le ha invaso buona parte, ma poi il tutto si traduce in una sorta di emiciclo, di giro, cioè una sorta di passeggiata, dove potete ammirare, sentire il cinguettio degli uccelli, sì, magari anche il rumore degli attrezzi nella cava. Vabbè, ok, però in questo caso insomma dai, è chiaro che stiamo parlando di un qualcosa di meraviglioso e che vale la pena appunto visitare. Camminando appunto potrete vedere domus de Janas con il soffitto crollato, pascoli abbastanza rigogliosi. Non è difficilissimo visitare questa necropoli perché le indicazioni su Google Maps sono abbastanza chiare. Purtroppo non è gestito, ma sono dell'avviso che tante guide qua vi potranno accompagnare dicendovi tante curiosità, tanti segreti, tanti termini che magari io potete vedere. Siamo praticamente in un connubio natura e uomo. Che meraviglia ragazzi, che meraviglia. Ovviamente, come al solito, in tutte le cose c'è sempre un top di gamma, dai, chiamiamolo così. Meravigliosa domus de Janas, vale la pena entrare, anche se l'ingresso non mi sembra familiare, ma comunque, ok, entriamo e possiamo vedere già che qui cambia tutto, ok, il tetto spiovente, come facciamo vedere qua, guardate che meraviglia. E poi qualcuno è venuto qua col gessetto praticamente a sottolineare la meraviglia di questa domus, cioè queste incisioni con quello che potrebbe un essere umano che va nel mondo dei defunti. Qui hanno praticamente messo in evidenza le coppelle, straordinaria questa domus enorme, altre petroglifi importanti, straordinari. E poi qua praticamente si può entrare sia in una cella a sinistra e poi in un'altra cella a destra che praticamente porta ad altre celle che insomma sono meravigliose anche queste. Sembra un focolare straordinario ragazzi. Ok, continuiamo il giro. Proseguiamo il giro verso nord, anche se comunque voi quando entrerete dall'ingresso lo farete al contrario, ok? C'è proprio l'ingresso con il cartello Domus de Janas Sas Concas. Ecco le altre, ricordiamo che sono 20. Questa sembra lasciata così, anche questa, e invece questa è più completa. Eccola qua. Entriamo un pochino, facciamo un po' di luce. Non è come quella che abbiamo visto poco fa, ma comunque, insomma dai, merita attenzione, merita menzione anche questa. Ok, proseguiamo. Incontriamo questa semidistrutta. Eccola qua.
su questo costone trachitico, un'ottima esposizione al sole. E qua, eccoli qua, uno degli animali più belli. Allora, ne vediamo un'altra che merita menzione, a parte il fatto che i nostri antenati avevano pensato a tutto, quindi ci sono anche praticamente gli scalini, ed entriamo anche in questa che merita menzione perché si vede il focolare straordinario. Guardate che meraviglia. E poi guardate la rifinitura di questa porta qua. Le scritte non ci interessano, non riguarda il mondo delle persone intelligenti. E allora andiamo a vedere le altre. Qua un'altra. 20, sono 20 ragazzi, non so se oggi riusciremo a vederle tutte. Ok, ma comunque dai, è comunque sempre una buona dimostrazione del sito. Meraviglioso questo che sembra un corridoio ben delineato, e un'altra Domus de Janas. Eccole qua, anche qua pieno di pasticci, ma queste cose abbiamo detto che non ci devono riguardare purtroppo. E anche qua il focolare, vedete? Eccolo qui, straordinario, straordinario. Fantastico, anche qui guardate la rifinitura della porta, bellissimo. Andiamo a vedere le altre. Una accanto all'altra, come potete vedere. Che meraviglia, ma che belle ragazzi, ma che belle. Coppella focolare, ma che belle ragazzi. Entriamo qua, c'è una nicchia a sinistra, anzi no, una cella, non è una nicchia, scusate. Una cella sia a sinistra e la cella a destra. Che bello ragazzi, che bello. Questo non so se è recente. Andiamo pure. Ed eccoci, continuiamo questo meraviglioso viaggio nel Neolitico della Sardegna e arriviamo alle ultime Domus de Janas di questa fantastica necropoli Sas Concas. Guardate che meraviglia questo lungo corridoio, fantastico, fantastico, fantastico. L'ingresso in questo caso è originale, doveva essere nettamente più piccolo, qui crolli e sfondamenti insomma sono abbastanza evidenti. Nicchia a sinistra 2 e poi c'è una nicchia più grande a destra e una poco più piccola qua. Che meraviglia. Poi si apre la cella principale e a fianco a questa c'è un'altra che merita, siamo agli sgoccioli perché le domus stanno terminando. Anche questa anticipata praticamente da questo meraviglioso importante dromos. Eccoci qua, scendiamo e poi anche qui lo straordinario focolare e poi anche qui gli esempi di petroglifi che insomma sono gessati. Qualcuno evidentemente ha usato il gesso per metterli in evidenza. La nicchia a sinistra e poi l'ingresso a un'altra stanza, un'altra nicchia, eccolo qua. No, questo è un altro petroglifo straordinario, straordinario. Ok, allora noi facciamo retromarcia e tra un po' ci congederemo e vi saluteremo. Qua hanno creato dei gradini affinché insomma si potesse raggiungere agevolmente. Secondo me è la migliore, questa è la migliore, a quella che ha bisogno di più affetto, di più amore. Eccola qua, una delle ultime, forse l'ultima, chissà quanta ce ne dovevano essere tantissimo tempo fa. Eccola qua, l'ultima Domus de Janas di oggi, straordinaria, con anche qui, come possiamo vedere, la coppella, forse qua c'era una nicchia, il soffitto è crollato, come possiamo vedere qua ci sono tutti i lastroni e sopra la gente sta andando a Nuoro o sta andando verso Abbassano. Sono contento anche di avervi fatto vedere questa che, come potete vedere, poi continua perché, opla, eccola qua, vedete? Dai, non è piccolina neanche questa. E allora, gli ultimi fotogrammi e poi eccola qua, quindi come vedete si tratta praticamente di fare una bella passeggiata in questi territori e venire a scoprire un'altra meraviglia archeologica della Sardegna. Quello è praticamente il cancelletto, con alla destra del cancelletto il cartello, la necropoli di Sas Concas.
Ok ragazzi, vi salutiamo, ciao a tutti, alla prossima.